Tra poche ore il nuovo decreto della Regione, il Presidente Zaia invita i veneti a non abbassare la guardia, ma di fatto ha aggiunto con il nuovo decreto il lockdown non c'è più. L'emergenza economica, i tempi del virus ha varie facce, anche quella del rischio mafioso sul quale il governo sta vigilando. Un appello proprio al governo arriva da Unioncamere. Pasqua blindata per il rischio, gite fuori porta, stretta sulle seconde case con droni e checkpoint in tutto il Veneto. Sabato di Pasqua con supermercati presi d'assalto per la spesa, cittadini in coda anche per ore tra rassegnazione e preoccupazione. Forze dell'ordine schierate davanti al pronto soccorso di Padova per ringraziare con il suono delle sirene i medici e gli infermieri che stanno lottando per sconfiggere la pandemia. Media Nord-Est al primo posto tra i gruppi editoriali dell'emittenza locale, il commento del direttore Baccialli nell'emergenza, uno speciale rapporto delle nostre emittenti con i cittadini. Cede l'occhione della cupola dell'antica chiesa barocca di Araceli a Vicenza, i vetri finiscono in 1000 pezzi sulla navata centrale. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura i dati del contagio aggiornati al minuto secondo con il report di Regione del Veneto e Azienda Zero. Lo vedete sullo schermo, 123 i nuovi contagiati in tutto il territorio regionale rispetto a questa mattina. Sale così a 13.891 il numero complessivo dei positivi al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, 18.111 le persone in isolamento domiciliare, attualmente positivi sono 10.713 cittadini. Pesante il bilancio delle vittime, 16 decessi da questa mattina in Veneto, 3 vittime si sono registrate all'ospedale di Treviso, altre 3 a Trecenta nella Polesine, 4 a Dolo. Nessuna vittima è stata registrata nelle strutture territoriali. E tra poche ore ci sarà il nuovo decreto della Regione in tema coronavirus. Il Presidente Zaia invita i veneti a non abbassare la guardia per Pasqua, ma di fatto ha aggiunto con il nuovo DPCM del governo il lockdown non c'è più. Il nostro indicatore è questo, guardate, dove sono. Se non funziona, questo numero salirà sempre di più. È brutto dirlo, ma questo è il punto di caduta. Se qualcuno pensa che l'apertura significhi fermo baldoria, tutto come prima, no. Ci arriveremo a quel giorno, ma bisognerà avere un attimo di pazienza. Ad oggi in Veneto ci sono stati 739 morti per coronavirus solo nelle strutture ospedaliere. Il cartello lo fa vedere 2 volte, Zaia, a ricordare cosa è successo e dove si potrebbe tornare se da domani si abbassa la guardia. La Regione sta per varare una nuova ordinanza, ma lo scenario a livello nazionale è cambiato dopo l'ultimo DPCM. Penso che si va a conclamare quello che vi sto dicendo io da giorni, che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori, ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Zaia annuncia controlli serrati dello Spisal sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, ma da martedì, aggiunge, il Veneto non sarà più quello delle ultime settimane. La strategia cambia, tanto è vero che stiamo scrivendo l'ordinanza, domani immagino ve la presenteremo, perché l'ordinanza la vogliamo riemettere, però avrà un cambio di strategia, si concentrerà di più su quello che sono i dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che alla luce di quello che sta accadendo ovviamente rischiano di sparire. Però non vi anticipo nulla perché è pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto a alcuni temi. È intanto arrivata a 2.000 euro la quotazione del mega uovo di Pasqua da 10 kg ricevuto in dono da Zaia, che l'ha subito messo all'asta. Il ricavato sarà devoluto ad enti che operano nella sanità.
C'è poi l'emergenza economica che ai tempi del coronavirus ha varie facce, tra questi quello del rischio mafioso sul quale il governo sta vigilando e proprio al governo arriva un appello preciso da parte di Unioncamere del Veneto. È un tema fondamentale perché se dobbiamo dare liquidità alle imprese immediatamente, naturalmente bisogna evitare che questi soldi vadano alle mafie, vadano alle cosche. Nei tempi di crisi ci sono sempre gli sciacalli che speculano dal punto di vista economico, finanziario, sociale, per la disgregazione sociale della coesione sociale. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo semplicemente tenere alta la guardia. È uno degli aspetti più allarmanti della crisi economica che sta attanagliando le imprese anche in Veneto, quello del rischio di infiltrazioni mafiose. Il virus può alimentare il racket. La cronaca giudiziaria degli ultimi mesi con il caso Eraclea in primo piano dice che il fenomeno va monitorato anche a nord-est. C'è un grande lavoro da parte del Viminale, c'è un grande lavoro anche per esempio del COPASIR, del Comitato parlamentare per i servizi segreti. Ma per le categorie economiche c'è un altro rischio, come sottolinea il presidente di Unioncamere del Veneto. La burocrazia si deve combattere pari alla mafia, pari alla crisi, al coronavirus che si sta combattendo adesso, perché è il secondo coronavirus la burocrazia per il nostro Paese. E a proposito del sistema Paese, Pozza lancia un messaggio al Presidente del Consiglio. Magari iniziare a fare una riforma vera e propria del fisco, non possiamo avere una tassazione così alta, altrimenti le tasse le portano fuori dall'Italia, ma non solo le tasse, perché poi c'è tutto un indotto di professionisti, di competenze che seguono le imprese quando vanno fuori. C'è poi tutto il tema degli spostamenti e dei controlli perché sarà una Pasqua blindata. Questa mattina la situazione a Belluno era questa. Fino a martedì della prossima settimana verranno effettuati dei controlli straordinari con più di 120 pattuglie giornaliere solo dell'Arma dei Carabinieri e in più anche quelle delle forze di polizia e con cui controlleremo tutte le arterie principali e secondarie. Siamo alla vigilia di Pasqua e le giornate sono insolitamente baciate da un sole più che primaverile, condizioni ideali per le gite fuori porta, si sarebbe detto in tempi diversi da quelli in cui l'emergenza coronavirus ci ha catapultati. Difficile resistere, ma le limitazioni sono stringenti e le sanzioni onerose. Inutile dire che gli spostamenti tra località diverse, ma anche all'interno dello stesso comune, sono vietati se non per giustificati motivi. E quello di trascorrere le vacanze non rientra tra le possibilità di muoversi consentite ai cittadini. Siamo a Ponte Massa, in comune di Sedico, e questo è uno dei luoghi cruciali della viabilità provinciale, uno dei tanti scelti oggi dall'Arma dei Carabinieri per iniziare a monitorare il transito delle auto verso Lagordino. La tentazione di raggiungere le seconde case è fortissima, come stanno riscontrando i controlli nella stragrande maggioranza delle località turistiche della provincia. Questo non è possibile e naturalmente bisogna tutelare la popolazione bellunese che è stata brava fino ad ora nel rispetto delle regole, per cui cercheremo di evitare questo transito di turisti che non sarà possibile. A Ponte Massa i controlli sono iniziati di prima mattina, la zona è stata sorvolata dall'elicottero del 14° nucleo carabinieri di stanza a Belluno, impegnato a monitorare dall'alto il flusso del traffico provinciale. Sorvegliata speciale Cortina, che più di tutti sta pagando in termini di contagi il conto presentato dall'ultimo weekend sugli sci dell'8 marzo scorso. Il bilancio complessivo dei servizi delle forze dell'ordine da inizio emergenza ha riscontri positivi sul senso di responsabilità dei bellunesi. E ne abbiamo trovati pochi di furbetti della situazione. La popolazione sta capendo che questo è l'unico strumento per poter uscire da questa situazione difficile. E questo sabato di Pasqua è stato contrassegnato anche da code lunghissime fuori dai supermercati, tra rassegnazione e preoccupazione di chi senza lavorare e quindi senza guadagnare non sa più come andare avanti. Numero 67. Avvisiamo lo spettabile di clientela che per entrare al supermercato bisogna munirsi di biglietto di numeretto che trovate sulla chiocciola rossa. All'uscita del supermercato anche abbiamo messo delle bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità. Anche lei in coda dovrà aspettare a lungo? Purtroppo ne ho 25 davanti. Ho circa 52 persone prima di me, quindi la fila è lunga, dobbiamo rispettare le regole. Per il momento speriamo che finisca presto, aspettiamo solo questo.
altri 30 persone. Hanno preso d'assalto questa mattina? Sì, sabato d'altra parte era prevedibile una cosa del genere. Sono rimasto sorpreso anch'io, sinceramente, le ultime 2 volte che sono venuto saremmo stati in 20 persone, ma farla grande. E a vedere tutto questo lavoro qui, stavo quasi per girare la macchina e tornare indietro e dico, intanto morire di fame non muoio. Un po' di coda e poi la spesa di una settimana intera però. Quindi un paio d'ore, diciamo così. Ha aspettato a lungo? No, non tantissimo. Hanno preso d'assalto i supermercati oggi? Un po' di più del solito, però non gran cosa, diciamo. No, secondo me no, ho visto tranquillo qua. Sono in coda, però io sto aspettando 600 euro, che sono un imprenditore da Treviso, e da un mese che aspetto 600 euro, ma non ho visto mai. Più ho 6 dipendenti in casa di integrazione e non sappiamo nulla quando arrivano. Fino a che non ho 600 euro non devo comprare niente, vedi? E quando arrivano 600 euro? Da un mese, ho 6 dipendenti io. E occupiamo con alberghi, con ristoranti e non abbiamo nessuna speranza per lavoro. Che Pasqua sarà? Basta rassegnarsi un po' alla faccenda. Non c'è niente da fare. Inutile protestare o altro. Siamo così e dobbiamo sopportare tutto. Un'emergenza questa del coronavirus che il nostro gruppo Media Nord-Est sta seguendo costantemente, tanto da essere risultato a marzo il primo network televisivo locale in Italia per ascolti. Sentiamo le parole del nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera, buonasera. Nel nostro mestiere si usa definire un inviato al fronte come un embedded, termine inglese che significa incastonato. E infatti quando si è in prima linea, più che al seguito di un esercito, ci si ritrova quasi a farne parte. E non è una novità se pensiamo a un antico cronista, il primo Tucidide, che descrisse la guerra tra Atene e Sparta avendovi partecipato. Oggi è certamente questa la condizione dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est in questa guerra cruenta al coronavirus. Da 2 mesi siamo nuovamente al fronte con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi. Lo siamo già stati negli anni scorsi a causa, come ricorderete, delle alluvioni, delle trombe d'aria, degli uragani e delle acque alte che hanno devastato in questi ultimi anni il Veneto. Ma in quelle circostanze si trattava di fulminei bombardamenti chirurgici della natura che provocavano danni ingenti in aree ristrette, colpendo solo una parte della popolazione. Vi avevamo mostrato case sepolte dal fango, gente con l'acqua alla cintola, tetti scoperchiati, milioni di alberi abbattuti. Questa pandemia invece non risparmia nessuno ed è un nemico invisibile che non possiamo mostrare in diretta mentre continua a mietere vittime, anche se adesso i dati stanno migliorando, e a seminare il panico non solo tra Verona e Trieste, non solo a nord-est, ma in tutto il mondo. Anche noi, che siamo sempre sulla notizia, a stretto contatto con chi vive in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, siamo costretti a mantenere le distanze e non possiamo nemmeno esprimere, come altre volte, umana solidarietà con un sorriso o con una pacca sulle spalle alle vittime del virus e a chi ha paura di rimanerne contagiato. Abbiamo microfoni allungati e le mascherine che ci rendono inespressivi e apparentemente lontani. Mostriamo gli occhi della gente con gli occhi delle telecamere, ma con gli occhi e le parole dei nostri inviati di fronte ai Covid Center, alle case di cura e altrove, e di tutto il personale di Media Nord-Est, diamo con spirito di servizio risposte, assistenza e, per quanto c'è possibile in queste circostanze, conforto. Io credo sia stata anche questa sensibilità e questa nostra sincera e rinnovata partecipazione al dramma di milioni di cittadini a consentirci di diventare oggi il primo gruppo televisivo locale in Italia. Non bastano ore di diretta, interviste esclusive, la credibilità di un'informazione capillare e fondata sulle fonti ufficiali nel momento in cui fioccano le fake news provocando danni incalcolabili. Non basta dare notizie, non basta
una fredda professionalità, servono il cuore e l'anima in questo mestiere. Noi ne facciamo largo uso e il nostro grande pubblico lo sa e ci premia seguendoci giorno e notte su Rete Veneta, Antenna 3, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste. Voglio citare quanto ci ha detto ieri l'ingegner Filippo Giannakopoulos, che guida il nostro gruppo e lo ha portato in pochi anni a questo eccezionale primato. Il nostro, ha detto, è sicuramente un sacrificio collettivo che va al di là delle dinamiche aziendali. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti. In questo periodo, continua Filippo Giannakopoulos, abbiamo messo tutti al centro del nostro operato i nostri telespettatori. È per loro che il nostro lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio. Il nostro lavoro è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, ha salvato vite. Mai come in questo periodo, ha concluso Filippo Giannakopoulos, siamo stati e siamo servizio pubblico. Mi pare che non servano altre parole da aggiungere. Grazie, davvero grazie a tutti e buona Pasqua da parte di tutti noi di Media Nord-Est. Forze dell'ordine schierate questa mattina davanti al pronto soccorso di Padova per ringraziare con il suono delle sirene i medici e gli infermieri che stanno lottando per sconfiggere la pandemia. Nonostante le mascherine che coprono il volto, nonostante il suono delle sirene dell'ambulanza, l'Inno d'Italia risuona nel sabato mattina prima della Pasqua davanti all'entrata del pronto soccorso dell'ospedale di Padova. A cantarlo tutte le autorità cittadine, il sindaco, il prefetto, il questore, i comandanti di carabinieri e finanza. Un gesto d'affetto per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che dal 21 febbraio, data in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus, sono in prima linea per salvare le vite. L'omaggio con le sirene spiegate delle auto d'ordinanza e l'applauso che ha il valore di un abbraccio della città ai suoi medici angeli custodi. Significa abbracciarci tutti idealmente intorno ad un progetto che ci deve vedere sempre di più orientati a fare il bene per la nostra cittadinanza. Le parole del primario del pronto soccorso Vito Cianci, che ha ringraziato le forze dell'ordine, le istituzioni e tutti i cittadini per aver fatto sentire medici e infermieri il calore della comunità. Questo per me e soprattutto per chi lavora qui dentro è una grossissima sferzata di fiducia che rinnova le energie e aumenta, laddove ve ne fosse necessità, l'entusiasmo e la voglia di andare avanti facendo esattamente il nostro dovere e continuando a rendere al massimo possibile il nostro impegno, il nostro intervento. I numeri oggi sono confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora per contenere i contagi. Parlerei di educazione in senso lato e quindi anche educazione sanitaria che sta producendo i suoi risultati. Certo, le cose stanno migliorando, però qui non stiamo per lanciare ditti o per lanciare proclami. Quando ci viene detto che dobbiamo perseverare e continuare su questa strada, vuol dire che questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare. E a proposito di di camici bianchi in trincea, abbiamo sentito il medico dell'esercito che ha operato nei giorni della grande emergenza in casa di riposo a Merlara. Il colonnello Fabio Soldà, medico dell'esercito italiano, è arrivato insieme a 5 infermieri marescialli nella casa di riposo di Merlara proprio nei giorni di maggiore emergenza, quando il virus faceva morire quotidianamente gli anziani e decimava il personale medico in isolamento per non infettare i pochi ancora negativi al Covid-19. La situazione che abbiamo trovato è una situazione senz'altro difficile, sia per le condizioni dei pazienti, sia per il morale dei pochi operatori rimasti. Direi che ci hanno accolto molto bene, ci hanno accolto veramente con il sorriso di speranza e i nostri uomini, soprattutto i nostri marescialli infermieri, direi, soprattutto loro si sono spesi
tantissimo nell'essere premurosi, attenti con questi anziani che sono particolarmente fragili, ripeto, e quindi hanno dato un po' una ventata di ottimismo e di fiducia in queste persone, nei degenti, negli anziani, ma anche negli operatori. Abituati a scenari di guerra e alle missioni all'estero, i militari hanno portato una ventata di energia all'interno della struttura dove era scoppiato il focolaio. Gli anziani sono diventati subito nonni da curare con affetto e tenerezza. All'interno della struttura questi anziani hanno subito instaurato un rapporto veramente di simpatia con molti infermieri, insomma, quasi fossero dei figli, stranamente, quindi siamo stati veramente accolti veramente bene, devo dire, con molta simpatia, e anche quella empatia che si viene a instaurare a volte è un elemento proprio che aiuta anche il morale, contribuisce non poco sopra il recupero della persona. La struttura è stata sanificata dai militari e l'arrivo degli infermieri ha consentito un po' di riposo ai pochi operatori rimasti costretti a lavorare nei giorni precedenti 24 ore su 24. Procedure che ovviamente vanno adoperate in questi casi concordando con una serie di protocolli sanitari, sanificazione e bonifica, ma anche al tempo stesso di gestione proprio del personale, ripeto, personale molto delicato, quindi aveva bisogno un po' di tutto, anche dal punto di vista proprio di cure della persona, insomma, perché chiaramente stiamo parlando di 50 anziani che vanno un po' assistiti in tutto e per tutto, perché la maggior parte non era autosufficiente, insomma, non è autosufficiente. A fuoco, Cima Marana, un vasto incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno sulla costa del Monte delle Piccole Dolomiti, in comune di Crespadoro, nel Vicentino. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti di una frazione che alle 14 hanno visto levarsi dalla vegetazione una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza sul posto. I vigili del fuoco di Vicenza, 3 elicotteri e un Canadair impegnati nel tentativo di arginare le fiamme che si stanno mangiando ettari di area boschiva. Sempre a Vicenza si è registrato un crollo, quello della cupola dell'antica chiesa barocca di Araceli. Un cedimento improvviso, un boato e il vetro di uno degli occhioni della cupola della chiesa di Santa Maria Araceli a Vicenza, che precipita a terra e va in frantumi al centro della navata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco avvisati dal parroco Don Nicola. Con l'autoscala sono saliti sul tetto della cupola per una prima ispezione dall'alto. 2 vetri rotti, la finestra è marcia, il telaio del centro. In poche parole, sono prendo via questo vetro sotto, penso tutto retto. L'usura del tempo sarebbe il grande male che ha colpito l'occhione dell'antica chiesa cittadina, facendolo precipitare a terra. Constatato il pericolo di caduta degli altri vetri dell'intelaiatura, i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere, non senza qualche difficoltà, le lastre e poi la struttura di sostegno, eliminando il pericolo. Fatto arrivare sul posto del telo di nylon, si è predisposto e sagomato una copertura provvisoria che è stata fissata esternamente. Una rapida ricognizione agli altri occhioni della chiesa ha permesso di verificare che le intelaiature sarebbero tutte da sostituire. Intervento che al momento, anche a causa dello stop forzato dovuto al coronavirus, non sarà possibile fare. Fortunatamente al momento di incidenti in chiesa non c'era nessuno, tanto più in questo periodo di pandemia che vede tutte le strutture religiose chiuse ai fedeli. Parliamo adesso di noi perché domani mattina Antenna 3 trasmetterà le messe della Santa Pasqua, 2 gli appuntamenti. Il primo alle 9 dal Duomo di Treviso con la Santa Messa officiata dal Vescovo Michele Tomasi. La linea passerà poi a Venezia nella suggestiva cornice della Basilica di San Marco, uno dei luoghi della cristianità mondiale. Alle 10 quindi sarà trasmessa la messa in diretta officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. È tutto per questa edizione regionale, grazie per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Sarà una Pasqua con l'alta pressione ancora piuttosto forte sul nostro territorio. Giornata di festa dunque con sole e caldo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile sui monti ma senza ulteriori conseguenze e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 25. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, avremo al massimo qualche nube a carattere sparso.
Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 25. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia sostanzialmente la situazione, anche qui sarà una splendida giornata di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 9 gradi, massime sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, da parte mia i migliori auguri di una serena Pasqua. Arrivederci.